L'ufficialità della candidatura di Giorgio De Nardi a sindaco di Treviso e la squadra che sosterrà la sua discesa in campo si decideranno in queste ore. Il diretto interessato, ospite al ring, aveva annunciato come termine venerdì per sciogliere le sue riserve e il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Zorzi, conferma che l'annuncio è imminente. L'impegno era quello di completare questa sua valutazione entro le feste, quindi ormai ci siamo, mi auguro che insomma a breve... Era entro domani? A breve procederà. In attesa della formalizzazione della candidatura di De Nardi, Zorzi entra nella polemica suscitata dall'aver definito il rivale Mario Conte solo un buon amministratore di condominio, con la categoria in questione che si è sentita denigrata. L'amministrazione cosa fa? Fa ordinaria manutenzione, interviene se ci sono dei rattoppi da fare, ci sono dei danni da riparare, ma per conservare l'esistente. Il sindaco invece è una figura chiamata a governare una comunità e a proiettare il proprio sguardo verso il futuro, cioè a spingere, a far progredire quella comunità. Obiettivamente questo non si è riscontrato nel modo di amministrare Treviso di questi 5 anni. No? Da Treviso a Castelfranco Veneto, conclude Zorzi, il governo della Lega si limiterebbe all'ordinario senza una visione ampia di sviluppo delle città amministrate. Ed è questo l'atteggiamento che noi contestiamo, la mancanza di ambizione, di coraggio nel capire che bisogna portare avanti, nel cercare di spingere avanti, no, anche le aspettative dei propri cittadini.